Ci vorranno ancora almeno un paio di giorni per spegnere completamente l'incendio scoppiato ieri sera alla falegnameria De Zen di Caerano lungo la regionale Cornuda-Castelfranco. Il fuoco continua ad ardere sotto alla copertura di cemento dei capannoni completamente collassati dopo una notte con fiamme alte 20 metri alimentate da cataste di legname pregiato pronto per la lavorazione. Disperati i due fratelli De Zen che hanno ereditato da qualche anno l'azienda del papà Amedeo morto prematuramente. Ho visto proprio ieri sera nei volti dei due titolari, di Roberto e Fabio, molta disperazione. Sono arrivato molto prima che le fiamme fossero alte 20 metri, erano proprio ancora dentro il capannone, infatti doveva ancora collassare il primo capannone. Ho pensato che, ho visto già da subito, viste le dimensioni dell'incendio, si capiva che non sarebbe stata una cosa semplice da spegnere. Decine di vigili del fuoco da Montebelluna, Castelfranco e Treviso hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte riuscendo a salvare il capannone che funge da magazzino con centinaia di metri cubi di legno pregiato. Ciliegio, quercia, castagno, tutte tavolate destinate all'industria del mobile di alto livello per un'azienda che fino a qualche anno fa forniva la fabbrica Beretta per i calci dei fucili e l'impugnatura delle pistole. Preciso e chirurgico l'intervento dei pompieri che sono riusciti anche ad evitare che le fiamme avanzassero verso l'abitazione dei proprietari, dove vive anche l'anziana madre subito spostata in un'altra abitazione. Distrutti tutti i macchinari sia per il taglio dei tavoloni che per la produzione di panforte con i trucioli residuo di lavorazione. Ancora da quantificare i danni che comunque sono ingentissimi, mentre è subito rientrato l'allarme ambientale legato alla copertura in Eternit con i tecnici dell'ARPAV costantemente sul posto. Ho chiesto anche all'ARPA già questa notte, perché è stata una notte molto dura, ho chiesto se avessi dovuto fare qualche pubblicazione, fare qualcosa, mi hanno detto che secondo loro non c'era nessun pericolo. Stanno facendo un giro delle campionature per capire se appunto c'è stato qualche tipo di inquinamento, insomma, ma praticamente ha bruciato legno, quello che ha bruciato è stato legno che ha bruciato per la maggiore.